Una buona giornata, ben ritrovati, nuova edizione di Focus TG. Tanta cronaca anche oggi necessariamente nel nostro telegiornale. Spazieremo tra le nostre province, ma non solo, anche gli ultimi aggiornamenti da Udine sulle ricerche del terzo ragazzo ancora disperso nelle acque del Natisone. Ma queste sono giornate anche di grande dolore, perché ieri si sono svolti a Brescia i funerali di Giada Zanola, la giovane mamma morta a Vigonza precipitando dal cavalcavia a Vigonza, dove è stato lutto cittadino peraltro, e sono stati fissati anche i funerali della imprenditrice che è morta nella provincia di Treviso proprio ieri, Barbara Carron. Si terranno fra l'altro domani mattina, tra poco vi mostreremo anche l'epigrafe che è già stata resa pubblica. Allora, in attesa di avere in collegamento i nostri colleghi, forse si sta già collegando il nostro Federico Fusetti da Piazzola sul Brenta, perché c'è stato un blitz nella sede ETRA di cui ci parlerà proprio il collega tra pochissimo. Andiamo a rivedere le immagini e quelle che sono state anche le dichiarazioni dei familiari ieri a Brescia per l'ultimo saluto a Giada Zanola. È il frastuono dei motori delle auto tuning modificate, sua grande passione, ad accogliere sul sagrato della chiesa di Folzano Giada Zanola, la giovane mamma morta a Vigonza dopo essere precipitata dal cavalcavia sulla 4, probabilmente spinta dal compagno Andrea Favero, ora in carcere con l'accusa di omicidio. Un rumore assordante che però non riempie nemmeno in parte il vuoto lancinante lasciato in familiari e amici. Daniel, fratello di Giada, soppesa le parole, non giudica ma chiede la verità. Io volevo bene Andrea e voglio ancora bene Andrea. Dovrebbe essere lui a dirmi se è stato lui o no. Tu cosa vorresti dirgli adesso? Esatto. Vorrei solo parlargli. Non vorrei di niente, non voglio accusarlo di niente. Ci penseranno gli altri a fare giustizia se è stato lui. Daniel che usa parole di compassione anche per i familiari del presunto killer. Siamo tutti uniti secondo me nello stesso dolore anche da parte loro. E a chi gli chiede se fosse stato a conoscenza dei lividi sul collo della sorella risponde lapidario. Se li avessi visti non saremmo arrivati a questo punto. Ai funerali anche il sindaco di Vigonza Gianmaria Boscaro e la prima cittadina di Brescia Laura Castelletti, sul petto di tutti un fiocchetto rosso, ormai simbolo della lotta alla violenza di genere. Dentro di noi c'è tanta rabbia, ti abbiamo visto crescere e oggi ci sentiamo persi, ha detto Don Sergio, e persa si sente la sorella Federica che con Daniel ha sostenuto Papagino anche all'uscita del feretro. Era dolcissima e mi manca tanto, è un dolore fortissimo, è comunque una perdita indipendentemente da tutto, fa male. E nel giorno dei funerali è stato lutto cittadino a Vigonza, negozi chiusi, bandiere a mezz'asta sugli edifici pubblici. Durante i funerali di Giada Zanola, che si sono celebrati a Brescia, il sindaco di Vigonza ha proclamato il lutto cittadino, manifestando così in modo solenne il dolore e la volontà di stringersi attorno ai familiari e agli amici della giovane. L'ordinanza del sindaco Gianmaria Boscaro prevedeva il lutto per tutta la giornata e così, oltre alle bandiere esposte a mezz'asta sugli edifici comunali, molti sono stati i commercianti che hanno tenuto chiuse le loro attività dopo che erano stati invitati a manifestare il loro cordoglio partecipando nelle forme che ritenevano più opportune. E proprio sulla decisione di proclamare il lutto cittadino, nelle scorse ore erano arrivati al sindaco anche i ringraziamenti della famiglia della giovane per questa iniziativa. Fin qui dunque l'addio doloroso a Giada Zanola. Allora vi mostro l'epigrafe per Barbara Carron, l'imprenditrice della notissima impresa di costruzioni di San Zenone
degli Ezzelini, che è venuta a mancare dopo una recidiva alla sua malattia scoperta lo scorso ottobre a soli 51 anni. Barbara, che aveva tenuto anche sui social una sorta di diario, di racconto di questa sua malattia, ci ha insegnato che amare vuol dire esserci e dimostrato quanto importante è vivere il tempo, quello stesso tempo che ti ha sottratto alla vita troppo presto. Sei stata una guerriera gentile fino all'ultimo, continua a sorridere lassù e a insegnarci a essere migliori. Buon viaggio Barbara, così hanno scritto nell'epigrafe mamma Graziella, i fratelli Diego, Arianna, Paola e Marta Carron, poi ci sono citati i cognati e i numerosi nipoti, gli amati nipoti di Barbara Carron. Allora i funerali avranno luogo domani, sabato 8 giugno alle 10:30 nella chiesa parrocchiale di Ca Rainati, giungendo dall'Hospice Casa dei Gelsi di Treviso. E sempre in chiesa questa sera alle 20:15 sarà invece recitato il rosario per Barbara Carron. Andiamo ad ascoltare dalla voce della collega Francesca Bozza, che ha ricostruito non solo la figura di Barbara ma anche questi ultimi difficili mesi nel servizio, in cui ci parla anche di quelli che sono stati i messaggi lanciati durante la malattia dall'imprenditrice. Quando ho saputo della mia malattia è stato l'inizio di un viaggio, la paura e la scoperta di una me che non conoscevo. L'universo toglie e restituisce. Credo che la vita si regga su questo equilibrio, dare e avere. Ho dato un senso a ciò che mi era successo e ho ricevuto tanto amore. Questo è l'ultimo post che appare sulla pagina Facebook di Barbara Carron, scritto dalla sorella. Lei ci teneva, si legge. Questo è il suo pensiero 5 mesi prima della recidiva, che purtroppo ci ha tolto troppo presto la sua anima bella. Riposa in pace, sister. Un messaggio al quale se ne accompagnano tanti altri di cordoglio per la scomparsa dell'imprenditrice trevigiana, spentasi alla Casa dei Gelsi, dove era ricoverata da qualche giorno. 51 anni, di Asolo. Barbara era consigliera delegata e legale rappresentante del gruppo Carron, una delle più importanti aziende italiane nel settore edilizio di San Zenone degli Ezzelini. Dal 2008 al 2012 era stata vicepresidente del Calcio Padova, conquistando una promozione in Serie B nella finale di Busto Arsizio. Oggi il sito della squadra biancoscudata è listato a lutto. Sulla home page una foto di Barbara Carron e un ciao Lady B. L'imprenditrice qualche anno fa aveva affrontato e superato una prima battaglia contro il tumore al seno, poi lo scorso ottobre la comparsa di una recidiva. Da un paio di giorni ho ricevuto la notizia che non avrei mai voluto sentire, ma che in verità sentivo che era nell'aria. Sapevo che c'era qualcosa di pesante in arrivo, perché le cose, quelle importanti, uno se le sente. Dopo così poco tempo però no, speravo mi lasciasse respirare un po' di più, qualche anno almeno, il tempo di realizzare la meta di un sogno, scriveva Barbara dopo la diagnosi sulla sua pagina Facebook, che da quel momento divenne una sorta di diario nel quale l'imprenditrice iniziò a raccontare la sua lotta contro la malattia, le notti insonni, la stanchezza, le cure, senza però mai piangersi addosso, anzi mostrandosi sempre sorridente, dimostrando una grande forza e voglia di vivere. Amo la vita più di quanto non l'abbia amata in questi 51 anni, scriveva nel post in cui raccontava l'ultimo ciclo di chemioterapia. In molti messaggi scriveva la parola fortuna o esprimeva la sua gratitudine per quello che aveva, per l'affetto di chi le stava vicino. Il suo ultimo post è datato 25 maggio. Godetevi ogni singola cosa che la vita vi regala, non rimandate mai nulla, non pensate di avere tempo in eterno, perché non è così, vi sbagliate. Pensiamo che tutto torni, che di tempo ce ne sia in abbondanza, non è così. Il tempo è un'incognita e noi dobbiamo approfittarne, perché ogni cosa è regalata, è un dono meraviglioso che la madre terra ci mette a disposizione, e anche la cosa più semplice diventa la più preziosa e la godiamo, gustiamo, viviamo come la migliore, scriveva Barbara Carron, lasciando a tutti un ultimo toccante messaggio. Una donna straordinaria che ha saputo fare anche della propria malattia un momento per far crescere la comunità, per dare consapevolezza a tutte quelle donne che stanno lottando. Un grazie di cuore a Barbara per quello che è stata e per quello che ha dato, e un grande abbraccio a tutta la famiglia. Allora adesso noi andiamo a Villorba in diretta dal nostro Christian Arboit, che è con Nicoletta Rizzetto, perché nella notte c'è stato un rogo in un'azienda di trasporti lungo la Postumia a Villorba con una serie di veicoli che sono andati distrutti. Christian, a te, buongiorno.
Buongiorno davvero Lina, a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta, anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Nicoletta Rizzetto che adesso inquadra le conseguenze di questa notte particolarmente concitata qui a Villorba. Siamo all'altezza dello stabilimento Benetton di Castrette. 5 mezzi tra roulotte e camper, nuovi di zecca, andati letteralmente in fumo, con l'ombra del dolo. Sono elementi che abbiamo raccolto anche io e Nicoletta questa mattina, parlando con le persone e verificando sul posto, perché non so se puoi mostrare Lina le immagini che ho inviato poco fa. C'è un buco nella rete, un buco evidente nella rete proprio sul retro dei mezzi che vedi incendiati e letteralmente distrutti. Quindi quello è un elemento prezioso in queste ore, che sono ore di indagine, perché dopo l'emergenza della notte, fiamme alte, ci hanno raccontato i residenti, un rogo vero e proprio. Questo è il momento delle indagini coordinate da parte dei vigili del fuoco, che si stanno appunto occupando di rilievi più tecnici, e le indagini anche dei carabinieri della stazione locale. Mi sto avvicinando al signor Massimiliano, eccolo qua. Massimiliano sta ovviamente lavorando, si occupa appunto della pompa di benzina qui vicina. Massimiliano, buongiorno. Insomma, è stata una notte di mobilitazione qui a Villorba e c'è il sospetto del dolo, e questo vi preoccupa? Di questo, certo, voi? sì. Io ho scoperto questa mattina appena arrivato, stanotte non sapevo niente in pratica. Però appunto già da questa mattina si parlava di questa rete rotta sostanzialmente. No, dell'incendio si parlava, non della rete. La rete dopo l'ho saputo più tardi, che hanno scoperto di questa della rete, diciamo. E questo impensierisce, non? Certo. È vero, perché vuol dire che è una cosa che è stata voluta, dolosa, insomma. È la prima volta che capita una cosa del genere. Ragazzi, allora il contributo di Garbin c'è. È sempre una zona tranquilla, non succede mai niente. Allora, grazie Massimiliano, grazie davvero. È un elemento importante questo, Lina. Ritorniamo davanti al piazzale dell'azienda coinvolta. Un elemento importante, questa rete divelta e questi mezzi che parlano abbastanza da soli, insomma 5 mezzi nuovi di zecca che dovevano essere trasportati probabilmente dall'azienda che si occupa per l'appunto del trasporto di mezzi di questo tipo, di camper e roulotte. I proprietari per il momento non sarebbero in casa, così ci ha riferito una parente, ma insomma più in generale non c'è tanta voglia di parlare. Mi sono sentito poco fa anche con il sindaco Francesco Soligo, il sindaco di Villorba, e la situazione chiaramente è attenzionata e inquieta un po' la comunità. Ti dirò di più, un mese fa, era il 5 di maggio, sempre in zona c'è stato un altro incendio sul quale pendeva un po' l'ombra del dolo. In quel caso erano stati degli imballaggi, quindi materiale meno, diciamo così, prezioso, meno costoso, meno di valore rispetto ai mezzi che vedi. Però appunto tutte le strade sono aperte, se ne stanno occupando i vigili del fuoco congiuntamente ai carabinieri. Per il momento, Lina, è tutto da Castrette, via Postioma, Villorba, con Nicoletta Rizzetto. Ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Arboit, di immagini davvero impressionanti, e poi si cercherà appunto di capire, come spiegava il collega che insieme a Nicoletta Rizzetto ha realizzato questo collegamento, di capire appunto chi c'è dietro a questo gravissimo episodio, a questo rogo davvero impressionante, come abbiamo detto. Allora, vediamo se riusciamo ad andare sull'home page del Gazzettino, che incentra ancora la cronaca di oggi in apertura
ancora sulla tragedia, grazie in regia ad Antonio Esposito e Italo Morao, la tragedia del Natisone. C'è un ulteriore elemento, il dettaglio inedito lo chiama il Gazzettino: 2 operai sono scesi per salvare i ragazzi, e in questo circoletto che vedete viene appunto evidenziata questa cosa. Christian ha provato a raggiungerli, i ragazzi potevano salvarsi, questo è purtroppo il drammatico interrogativo. Nessuna piena improvvisa, c'era il tempo per far scattare l'alert via cellulare. E poi un altro dettaglio ancora: il cellulare di Patrizia funziona ancora, squillava sott'acqua, la verità sugli ultimi istanti da foto, video e messaggi. Ci sono ancora molti aspetti evidentemente da chiarire, e poi c'è il tema del terzo ragazzo che ancora non si trova, si cerca Christian. 7° giorno di ricerche lungo il Natisone, con l'acqua che si è abbassata, ma del ragazzo ancora nessuna traccia. La famiglia necessariamente spera, andiamo a vedere la ricostruzione con tutti gli aggiornamenti realizzata dalla nostra redazione di Udine. Non finiscono e non si fermano le ricerche andate avanti per il 7° giorno per ritrovare Christian Casian Molnar, il 25enne romeno travolto dalla piena del Natisone, assieme alle amiche Patrizia e Bianca, le cui salme hanno fatto rientro in Romania. La speranza è riposta nel meteo, le condizioni stanno progressivamente migliorando, il livello del torrente sta diventando molto basso e aumentano le possibilità di avvistare il corpo. Tanto basso da ritrovare alcuni indumenti riaffiorati ieri e 2 giorni fa, che però si è scoperto dopo un'attenta analisi non appartenere al giovane. Si trattava invece di oggetti trascinati dalla semipiena e riemersi proprio perché l'acqua in alcuni punti è talmente bassa da rendere anche difficoltosa la navigazione dei mezzi di soccorso. Le acque del fiume Natisone sono quindi in forte calo, l'ondata si è quasi esaurita. Questa situazione ha permesso la possibilità di poter effettuare anche degli scavi all'interno dell'alveo con una potente pala meccanica dei vigili del fuoco tra Orsaria e Oles di Manzano, nella speranza di ritrovare appunto il corpo di Christian. Si smuovono davvero grandi quantità di ghiaia e detriti portati a valli dalla furia del corso d'acqua che venerdì, poco prima delle 14, ha travolto i 3 ragazzi nei pressi del Ponte Romano a Premariacco. Le operazioni procedono nella massima sicurezza. Al momento però di Christian nessuna traccia. Lo scandagliamento di fondali e argini, qualora non dovesse essere trovato prima il corpo, o addirittura si spera Christian vivo, proseguirà certamente fino a domenica. Imponente la squadra di lavoro all'opera, con 80 persone tra vigili del fuoco e volontari della protezione civile, oltre a tutte le associazioni locali di supporto. E proprio la famiglia del ragazzo disperso ormai dal 31 maggio ha rotto il silenzio ed emesso un comunicato stampa ufficiale. Nel giorno in cui, dopo la cerimonia religiosa ortodossa, le salme di Patrizia Cormos e Bianca Doros volano a Tarnamare, Transilvania, in Romania, per le celebrazioni funebri con tutti i familiari, c'è ancora da scrivere il finale che riguarda Christian Casian Molnar, il 25enne rumeno che con tutte le sue forze ha provato a difendere la fidanzata Bianca e l'amica Patrizia dalla furia delle acque del Natisone che li ha sorpresi nel momento sbagliato. Ha resistito finché ha potuto prima di arrendersi, come non si arrende la sua famiglia che continua a sperare in un lieto fine. E se i familiari delle 2 ragazze, mamma, papà e sorellina, sono entrate nella difficoltosa fase dell'elaborazione del lutto, quelli di Christian vivono ancora gli strazianti e angosciosi momenti di incertezza massima, con il fratello in particolare, Petru Radu, che praticamente non dorme da giorni e come un leone in gabbia è sempre al seguito di chi sta operando sul luogo, quasi volendosi anche lui buttare nel fiume a cercare il fratello. Proprio lui, che della famiglia lo aveva visto per ultimo dal momento che Christian e Bianca erano andati a trovarlo in Austria, dove abita, Radu ha avuto la grande gioia di diventare papà nel mese di dicembre e poco più di 2 settimane fa c'era stato il battesimo alla presenza proprio di Christian e Bianca, da una grande gioia al grandissimo dolore, un momento di vuoto, ma non più di silenzio, rotto da un comunicato stampa della famiglia Molnar che parla per la prima volta da quel maledetto venerdì 31 maggio. Per loro non è da escludere quello che al momento potrebbe essere considerato un miracolo. I familiari di Christian non disperano ancora di trovare vivo il giovane, si legge nella nota pubblicata dall'avvocato Gaetano Laghi. Esprimono piena fiducia nell'inchiesta aperta dalla Procura di Udine, convinti che si accerteranno le eventuali responsabilità nel ritardo dei soccorsi prestati ai 3 ragazzi. Viene tirato in ballo ancora quindi il problema eventuale del tempismo dei soccorsi, con la lente di ingrandimento piazzata sull'intervento dell'elicottero, con i 2 velivoli, il drago da Venezia e quello del soccorso alpino da Campoformido, partiti in orari diversi e arrivati in rapida successione, prima il secondo e poi il primo, sul posto, quando ormai i ragazzi erano già scivolati e l'unica cosa rimasta da fare per loro era perlustrare il Natisone prima del rientro alla base. Citiamo un fantasma, l'elicottero non c'è, sulla scena della tragedia l'elicottero non appare mai.
perché una volta che i ragazzi si sono andati non c'è più la scena, non c'è più il teatro. Gli elicotteri arrivano e perlustrano il Natisone, non fanno nessuna azione di soccorso. Quindi parlare di elicotteri, lasciando a parte le polemiche, mi pare inutile. Il comunicato della famiglia Molnar continua con i genitori e i fratelli che chiedono inoltre alle autorità preposte di continuare nelle ricerche di Christian. Il fratello Petru Radu, che segue le ricerche sul posto, desidera che non siano pubblicate sue foto dei suoi familiari, chiede mio tramite, dice Laghi, che siano rispettate l'ansia e l'angoscia che tutta la famiglia Molnar prova in questi terribili momenti e si unisce infine al dolore delle famiglie Kormos e Doros. L'ansia cresce, l'attesa è disperata con la famiglia Molnar che ha rotto il silenzio. Così dunque avete sentito le ultime ricostruzioni, gli ultimi aggiornamenti sul drammatico, purtroppo tragico caso del Natisone. Adesso andiamo dal collega Daniele Garbin che ha ricostruito gli aggiornamenti di un'altra vicenda, perché è stato rimesso in libertà dal giudice il camionista tedesco che travolse e uccise il campione veneto di ciclismo Davide Rebellin. Il camionista, lo sapete, ve ne abbiamo dato conto negli scorsi giorni, era stato colto da un ictus e l'ultima udienza il 27 maggio è stata poi rimandata. Andiamo dal nostro Daniele Garbin. Siamo al Tribunale di Vicenza in compagnia dell'avvocato Andrea Nardini. Buongiorno. Ecco, l'avvocato è legale difensore di Wolfgang Rie, che è l'investitore ritenuto responsabile di Rebellin, il campione di ciclismo. La notizia del giorno che siamo qui a commentare è la liberazione del suo assistito, vero? Sì, confermo. Ecco, per riepilogare quanto è successo, intanto vediamo il servizio. Colpito da ictus ischemico, Wolfgang Rieke è stato rimesso in libertà. Il camionista tedesco di 63 anni, il 30 novembre del 2022 a Montebello Vicentino, travolse e uccise il campione veneto di ciclismo Davide Rebellin. Si era sentito male la sera del 23 maggio, immediatamente il ricovero in ospedale al Cafoncello di Treviso. Il tribunale ha dunque revocato la misura degli arresti domiciliari a Wolfgang Rieke per la serietà delle sue condizioni fisiche e per l'attuale evoluzione della malattia che richiede un'assistenza continuativa. Di conseguenza, secondo il giudice, le esigenze di cura dell'imputato appaiono incompatibili con il permanere delle limitazioni collegate all'esecuzione della misura cautelare in atto. Il 27 maggio scorso, dopo aver preso atto del malore di Wolfgang Rieke, l'udienza dibattimentale è stata rinviata per legittimo impedimento al prossimo 24 giugno. Il camionista dunque potrà tornare a casa dai suoi parenti in Germania. Allora, abbiamo visto questa ricostruzione, cosa commenta, cosa dice, c'è da aggiungere l'avvocato? Guardi, la misura cautelare è stata revocata principalmente, anzi essenzialmente per le condizioni di salute attuali del signor Rieke, che si trova ancora ricoverato all'ospedale di Treviso al momento, quindi le sue condizioni sono estremamente gravi e tale appunto da ritenere che non siano compatibili con gli arresti domiciliari. Ecco, lei si aspettava comunque questa iniziativa, questa decisione? Sì, nel senso speravamo che i giudici capissero la situazione e così è stato. Ecco, allora con questo la salutiamo e le auguriamo in bocca al lupo. Grazie a lei. Così dunque la ricostruzione degli ultimissimi fatti del nostro Daniele Garbin e di Carlo Alberto Inghilleri sul caso Rebellin. Allora mi dicono dalla regia che dovremmo essere pronti a collegarci in diretta con Venezia, con il nostro Filippo Fois, che si trova con Sandro Ponchio a lato di una situazione molto, molto tesa, uno sfratto con ufficiale giudiziario e anche con una protesta in corso per quello che sta accadendo. Filippo, a te buongiorno. Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Ci troviamo nel sestiere di Dorsoduro e la storia che vi raccontiamo, in questo momento stiamo aspettando l'ufficiale giudiziario che secondo quello che ci è stato detto dovrebbe arrivare circa tra una decina di minuti, un quarto d'ora. C'è un palazzo che vedete qui alla mia sinistra, che era un palazzo comunale adibito a abitazioni di edilizia residenziale, appunto di edilizia pubblica. Questo palazzo è stato ceduto, poi è stato regalato dal comune all'Università di Ca' Foscari. L'Università di Ca' Foscari l'ha recentemente venduto a un immobiliare. Questo immobiliare sostanzialmente ha sfrattato i condomini che si trovavano ancora in questo palazzo e ha iniziato dei lavori. Li ha sfrattati tutti tranne una persona, che è quella per cui si sta attendendo l'ufficiale giudiziario
oggi. Che cosa succede? Sostanzialmente, da quello che ci è stato detto, sono stati avviati dei lavori per cui di 16 appartamenti, se non erro, se ne sono ricavati più di 30, stiamo parlando di un immobile di 2000 metri quadri. Secondo quello che sostengono anche alcuni gruppi consiliari, l'idea è di farne delle affittanze turistiche. E per questo motivo diciamo che la protesta, la resistenza passiva di questa signora che vuole rimanere comunque nella casa in cui è nata ha assunto anche un carattere politico. Non c'è proprio una vera e propria manifestazione, c'è un gruppo, diciamo, che in questo momento sta tenendo dentro l'appartamento assieme alla signora, la sta rincuorando e le sta dando manforte. Noi adesso siamo in attesa di eventi per vedere che cosa succede tra circa 10-15 minuti, quando è previsto l'arrivo dell'ufficiale giudiziario. Dovesse esserci questa esigenza, dovesse la situazione a un certo punto avere una svolta. Grazie intanto per questo collegamento, a tra poco. Grazie a voi. Grazie a Filippo Fois e Sandro Ponchio. Allora, da un collega all'altro, perché dovremmo avere pronto anche Federico Fusetti, vediamolo, ecco, in diretta da Piazzola sul Brenta, insieme a Cristian Rocca e Allende, perché c'è stato un blitz delle forze dell'ordine nella sede di Etra, di cui si stanno cercando di chiarire i contorni e le finalità. Federico, buongiorno. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Focus TG. Sì, preciso un po' meglio perché in realtà è tutto in divenire. Siamo a Vigonza, davanti alla sede di Etra, il blitz di cui parlavi è avvenuto a Piazzola, ma è avvenuto in strada, nel senso che questa mattina all'alba i carabinieri, in forze tra l'altro con più pattuglie, hanno fermato un mezzo di Etra e hanno accompagnato in caserma i 2 operatori che erano a bordo. Non si sa altro se non che c'è un'indagine della procura in corso e che riguarda anche i carabinieri del nucleo forestale, parlando di ambiente e di rifiuti, e per questo è ancora più preziosa la presenza qui con noi del presidente di Etra, Flavio Frasson. Non sa molto più di noi, però insomma in giornata probabilmente anche voi avrete dei dettagli in più. Cosa sa? Che poi le faccio invece una domanda legata ai comportamenti nella vostra azienda. Cosa sa di questo blitz? Ma io so che è stato un controllo fatto dai carabinieri su un nostro mezzo, in quel di Piazzola, durante la fase di raccolta. Devo dire che non siamo nuovi a questi tipi di controlli, già in passato sono stati fatti e già in passato abbiamo avuto modo di applicare una policy aziendale molto rigida, molto chiara nei confronti dei nostri dipendenti. Noi difendiamo i dipendenti nostri fino all'estremo, ma quando si comportano male o quando fanno qualcosa di illegittimo è bene perseguirli fino in fondo. Io non so in questo caso di cosa si tratti, ma appena avremo le carte sul tavolo prenderemo le decisioni più opportune. Da parte nostra c'è la massima disponibilità a collaborare con i carabinieri e con la magistratura per fare chiarezza su questi fatti. Tengo presente che quando si tratta di rifiuti di solito c'è sempre di mezzo il penale. Allora voglio capire anche come Etra che tipo di rischio corravamo e se siamo parte lesa. Certo, quindi è una cosa che vi riguarda perché volete tutelare clienti, residenti e l'azienda stessa. Ripeto, non abbiamo ancora i dettagli, quindi presunzione di innocenza per queste 2 persone che sono state fermate dai carabinieri, però ho capito che il messaggio è chiaro, tolleranza zero, e in passato avete anche licenziato delle persone, quindi credo che lei ci tenga a dire ai cittadini che insomma c'è attenzione su questo. Sì, voglio dire ai cittadini che non stiamo dormendo, siamo attivi, la nostra è una presenza attiva e prenderemo tutte le decisioni necessarie per fare chiarezza a tutela dell'azienda, dei cittadini, ma soprattutto dei lavoratori onesti che fanno di Etra un'azienda eccellente. Sono più di 1100 i dipendenti. Siamo 1098 in questo momento. Grazie al presidente Flavio Frasson. Sono con Federico Cibotto, Lina, non con Cristian, perché c'è un cambio dell'ultimo momento e quindi io e Federico ti restituiamo la linea. Poi naturalmente nel corso della giornata avremo aggiornamenti, certamente. Grazie Federico Fusetti. Allora grazie anche a Federico Cibotto, grazie al presidente di Etra per aver fatto chiarezza su quello che è il contesto in cui è avvenuto questo blitz dei carabinieri in forze, lo abbiamo sentito in strada appunto a Piazzola sul Brenta. Grazie
grazie anche per tutti gli appunti e le puntualizzazioni. Siamo in diretta e naturalmente c'è tutta un'evoluzione. Allora, a proposito di blitz delle forze dell'ordine, vi leggo un'ANSA perché un immobile in precedenza sede di un centro di assistenza fiscale a Bologna è stato confiscato dalla Guardia di Finanza di Treviso su ordine della Procura della Repubblica del capoluogo emiliano in seguito alla condanna del suo proprietario a 30 mesi di reclusione per frode fiscale. L'imputato, secondo gli accertamenti condotti dalle Fiamme Gialle, avrebbe agevolato i propri clienti permettendo loro tra il 2012 e il 2016 di ottenere dei crediti IRPEF non dovuti per oltre 2 milioni di euro. L'indagine aveva permesso di denunciare 66 persone, quindi un'indagine imponente, e di scoprire 1 migliaio di dichiarazioni dei redditi infedeli. L'immobile, ora passato all'Agenzia del Demanio di Bologna, ha un valore di circa 100.000 euro. Torniamo adesso alla cronaca, poi parleremo anche di quella che è la giornata di oggi, perché sappiamo che siamo in vigilia di voto, ma è anche per molti ragazzi l'ultimo giorno di scuola. Per le superiori sarà domani di fatto, quindi ci sono molti temi ancora da affrontare. Ma andiamo nel Vicentino per un 84enne che la polizia locale dell'Alto Vicentino a Schio è riuscita a bloccare perché avrebbe provocato una serie di incidenti senza fermarsi, e una volta appunto riusciti a bloccare l'anziano è stato affidato al SUAM 118. Schio è mattina presto quando in via Baccarini, in direzione Torre Belvicino, un 84enne perde il controllo dell'auto che sta guidando e abbatte il semaforo di attraversamento pedonale davanti alla chiesa di Sant'Antonio. Ma non si ferma, continua la sua marcia per altri 50 metri per poi andare addosso alla fiancata sinistra di un autocarro che proviene dal senso opposto di marcia. A quel punto riparte di nuovo per sbattere contro il cordolo interno della rotatoria all'incrocio tra via Maraschin e via Cardinale della Costa. Poi prosegue e invade la corsia opposta scontrandosi frontalmente con un'altra macchina. L'80enne avrebbe voluto continuare, ma è stato fermato da uno degli automobilisti coinvolti fino all'arrivo della polizia locale Alto Vicentino. L'anziano è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale di Sant'Orso per accertamenti. Saranno i medici a stabilire se l'uomo abbia avuto un malore. Nei vari incidenti ha riportato lievi ferite, gravi le ripercussioni sul traffico molto intenso di mattina. Sul posto 4 pattuglie della polizia locale per i rilievi degli incidenti. Dalle strade di Schio all'autostrada, perché è stato catturato il toro che da 2 settimane, riporta l'ANSA oggi, scorrazzava a Vicenza, si era salvato, lo ricorderete, da un incidente che aveva coinvolto un camion bestiame. Vediamo il servizio realizzato dalla redazione di Vicenza. È stato portato in sicurezza in una stalla. Il toro in fuga, ormai diventato ospite dell'autostrada dal 23 maggio scorso, giorno in cui nella 4 tra Vicenza Ovest e Montecchio, a seguito di un incidente in cui era stato coinvolto un camion che trasportava 51 capi di bestiame, si erano dispersi in autostrada diversi bovini che con la loro corsa incontrollata avevano creato scompiglio e disagio alla circolazione, ma che poi erano stati recuperati e messi in salvo. Ma uno di questi, il toro in questione di circa 5 quintali, da allora risultava disperso e in questi giorni ne era stata segnalata più volte la presenza di giorno e di notte mentre pascolava in zona Vicenza Ovest. L'ultima segnalazione del toro vicino alla carreggiata, con conseguente pericolo per l'incolumità degli automobilisti, ha richiesto l'immediato intervento della Polizia Stradale di Vicenza, delle volanti della Questura e del servizio veterinario dell'ULSS. Intervento che ha richiesto diverso tempo perché l'animale ha tentato a più riprese di caricare gli agenti, che si sono riparati tra le sterpaglie o dietro gli alberi, e anche i tentativi di sedarlo non sono andati a buon fine, fino a che in nottata in via dell'Edilizia a Vicenza ne è stata nuovamente segnalata la presenza. Solo a quel punto, chiudendo le strade limitrofe al transito delle auto, la sedazione è andata a buon fine e il toro è stato trasportato e messo in sicurezza in una stalla autorizzata della provincia.
Ed eccolo qui, andiamo a vedere l'home page del Corriere del Veneto, questo toro, eccolo qua, preso appunto dopo una fuga durata 2 settimane lungo la A4, il bovino di 5 quintali, lo avete sentito, narcotizzato e portato in una stalla. Siamo sull'home page del Corriere del Veneto perché, come vi dicevo, oggi è l'ultimo giorno di campagna elettorale, dalla mezzanotte scatterà il silenzio elettorale, allora eccole qua, europee, fine a campagna elettorale, Schlein ricorda Berlinguer, Meloni all'Arena, perché le due leader dei principali partiti e schieramenti sono in Veneto oggi, saranno in Veneto per la chiusura della campagna elettorale, Elly Schlein del Partito Democratico per ricordare Enrico Berlinguer a Padova, non a caso naturalmente, e la Premier invece a distanza all'Arena di Verona. Tra l'altro appunto come vi dicevo, oggi è anche l'ultimo giorno di scuola per i più piccoli, domani da calendario scolastico regionale del Veneto invece per le superiori, quindi anche questo spartiacque. Molti tra l'altro avranno chiusura anticipata oggi delle scuole, i più piccoli, anche perché sono seggio elettorale le scuole, per cui bisognerà preparare da oggi pomeriggio, domani mattina i seggi, perché in maniera abbastanza insolita, non lo si faceva da parecchio tempo, si vota, lo ricordiamo, sabato e domenica, non domenica solo o domenica e lunedì. Torniamo alla cronaca, rimaniamo nel Vicentino perché c'è stato un raid di furti nei box di 2 condomini in via Bedeschi. I malintenzionati hanno praticato dei fori per poter far leva e forzare l'apertura dei basculanti dei garage, condomini che stanno facendo ora la conta dei danni. Martedì pomeriggio, probabilmente durante l'acquazzone che ha interessato Vicenza, e verso le 5 siamo scesi e abbiamo trovato 40 garage, alcuni aperti ma tutti con i fori nel portellone, e che ha consentito ai malintenzionati di entrare e rubare. Questo ha interessato 40 garage nel nostro condominio, il Borgo, e altri 15 nel garage nel condominio a fianco. Il racconto di uno dei residenti di via Bedeschi alle prese con la conta dei danni al garage. Hanno praticato dei fori alle serrande dei box per far leva sulle serrature e poterle aprire. Il tutto è successo nell'arco di un'ora. Condomini che stanno ancora verificando cosa sia stato portato via. Allo stato attuale restano le basculanti forate da risistemare. Si fa l'analisi dei danni. Ad alcuni sono stati portati via attrezzi di lavoro, avvitatori, una smerigliatrice, ad altri nulla. Hanno fatto dei buchi su tutte le serrande per poterle forzare, aprire e forzare. Anche la mia è stata forzata, come tutte le altre 40 del condominio. Ad un primo sguardo non mi sembra che abbiano portato via nulla, ma devo approfondire. Penso siano stati disturbati perché in pieno giorno, in pieno pomeriggio, 40 garage da aprire, evidentemente qualcuno è passato e si sono interrotti. L'attenzione messa in luce dai residenti riguarda il tema della sicurezza nel quartiere, visto che il tutto si è consumato di giorno. Farli in pieno giorno, questo veramente lascia perplessi e ci fa anche chiedere ma in che città stiamo diventando Vicenza. Perché qualche giorno fa hanno rubato le biciclette nel condominio a fianco, i furti nei garage, non lo so, non lo so. Così dunque in questi 2 palazzi di Vicenza, a Mestre intanto torna l'incubo delle spaccate con il tombino, questa volta a essere preso di mira è stato un bar in Corso del Popolo. A Mestre si torna a colpire con la tecnica del tombino. L'ultima al Bar Venice, all'incrocio tra Corso del Popolo e via Torino, è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza del locale. Si vede il ladro verso le 4:20 nella notte tra mercoledì e giovedì arrivare proprio con il tombino sotto il braccio, preso dietro il locale lungo la via interna. Lo posa, si allontana, poi torna per scagliarlo con forza contro la vetrina, andata a quel punto completamente in frantumi. Forse, dopo essersi ferito alla mano, entra dunque nel locale e si dirige verso il registratore di cassa portandolo via con 1.100 euro all'interno. Non contento, prima di andarsene il malvivente si è anche preso 2 bottiglie di Coca-Cola. Oltre il danno la beffa.
Furioso Ali, uno dei gestori di origine bengalese che si è sfogato con un post sui social denunciando il furto, avvenuto, scrive, per la seconda volta, tanto da aver ingaggiato un vigilante che dalle 18 all'alba sorvegli il locale. Un presidio che paga di tasca propria per tenere a sicuro il bar e tutelare i clienti. Siamo veramente stufi, si sfoga, così non si può più andare avanti. Questo dunque è quello che accade a Mestre. Allora abbiamo citato le scuole poco fa, questo ultimo giorno di scuole per i più piccoli. Andiamo alle elementari di San Zenone degli Ezzelini con la nostra Vanessa Banzato che è sul posto insieme a Mattia Pizzaia. Adesso ci specificherà quale plesso esattamente, perché c'è un'attività molto bella e interessante oggi. Vanessa. Buongiorno a te Lina, alle persone che ci stanno seguendo. Sì, ci troviamo all'esterno della primaria Barbarigo di Liedolo di San Zenone degli Ezzelini, perché ci tengono molto alla precisione della definizione del loro plesso scolastico e pensate, bambine e bambini che sono diventati veri e propri scienziati e tra l'altro con la scienza sono riusciti a realizzare dei cosmetici rigorosamente naturali, come il maestro Federico Monaco, che ha seguito assieme alle sue colleghe questi ragazzini, questi piccoli scienziati e queste piccole scienziate, per arrivare dallo studio della temperatura, lo studio dei vari cambiamenti meteorologici quotidiani, fino addirittura a realizzare creme, oli essenziali e quant'altro. Ma ci racconti un po' questa vostra idea? Allora, brevemente, l'idea nasce 4 anni fa. Abbiamo impiantato un orto subito dopo il Covid, un grande orto qua nel bosco del San Lorenzo. Lì abbiamo coltivato all'inizio ortaggi e poi anche fiori, erbe aromatiche, erbe officinali. Attraverso lo studio del comportamento dell'acqua e altre questioni di tipo scientifico, come ad esempio le calamite, il magnetismo, hanno imparato a capire come funzionano certi meccanismi della natura. E questo processo non è stato solo teorico, ma ha anche avuto un risvolto pratico. Già 2 anni fa, per la festa della mamma, abbiamo realizzato una crema di calendula da regalare alle mamme il loro giorno, attraverso un processo lungo e complicato, no? Certo. Prima dai fiori, i fiori essiccati, gli oleoliti e poi da lì, attraverso l'utilizzo di cera d'api e di burro di karité, creare queste creme. Ecco, i bambini hanno partecipato tutti a questo lavoro, dalla prima alla quinta, e sono stati bravissimi. E tra l'altro oggi un po' l'ultimo giorno di scuola, si fa questo mercatino, questa mostra mercato, perché c'è anche proprio un negozietto, venderanno alle mamme e ai papà questi prodotti che hanno realizzato e è davvero anche una grande soddisfazione per loro, perché hanno potuto toccare con mano quello che hanno studiato prima e poi realizzato. Sì, ci tengo a dire che questa manifestazione che facciamo oggi pomeriggio è fuori dal contesto istituzionale della scuola. Infatti vendiamo per quello, perché certo, siamo fuori da questo. Dobbiamo precisarlo. Sì, e non è proprio una vendita, ma è certo, noi cediamo e vediamo se i genitori ci offrono in cambio qualcosa, pensiamo di sì, naturalmente. Dobbiamo precisare anche questo per ovviare a ogni inconveniente spiacevole. Certo. Anzi, ci teniamo a ringraziare anche la segreteria, la preside dell'istituto, che ci ha consentito con un certo coraggio di farci fare questo percorso, che ripeto parte subito dopo il lockdown. Sì. Ci ha visto creare un orto dove prima non c'era niente. Abbiamo le mappe del 1700 e dove noi abbiamo l'orto non c'era niente, c'era un prato per il pascolo dei greggi e basta. Insomma, la bellezza della natura, la bellezza della scienza, e chissà che magari proprio tra loro non ci sia un futuro scienziato, una futura scienziata, o perché no, magari anche una persona che realizzerà cosmetici d'alto livello, ovviamente naturali e biologici. Beh, allora Lina, oggi è anche l'ultimo giorno di scuola. Perciò? Che dire, ragazze e ragazzi? 1, 2, 3. È finita! Salutate. Ecco, Lina,
dalla scuola elementare, dalla primaria Barbarigo di Liedolo di San Zenone degli Ezzelini, abbiamo visto un grande saluto da parte di questi bambini e queste bambine che sono decisamente felici di aver finito la scuola. E ti ricevo la linea. Pare proprio di sì, Vanessa, ma mi sa che è una condizione comune oggi, no? Cori e saluti di questo genere. Sì, infatti. Bellissimo. Grazie, Vanessa. Infatti, decisamente. Grazie a tutti voi e buona estate, allora buone vacanze a questi bambini e a tutti quanti. Allora noi torniamo in studio, eccoci qua, grazie a Vanessa Banzato, a Mattia Pizzaia, ai loro ospiti e anche ai piccoli ospiti, davvero che sia una buona estate di riposo e di gioco per questi bambini. Dunque, abbiamo detto, vi mostro l'home page della Tribuna di Treviso, noi torniamo alla cronaca, ai noi, perché ci sono stati 2 gravi incidenti nella notte, siamo nella Marca trevigiana, 2 feriti gravi, perdono il controllo del mezzo, sapete che sono sempre di più purtroppo gli incidenti autonomi, no? Le fuoriuscite, gli schianti autonomi senza il concorso di altri veicoli, sempre che non venga approvato poi naturalmente il concorso di terzi in questi episodi. Uno casca in moto, l'altro si schianta in macchina, è successo ieri sera, abbiamo detto. A Padova invece ci sono stati dei controlli della polizia nella zona della stazione, che è sempre sorvegliata speciale per forza di cose. Identificate 250 persone, molte con precedenti per spaccio, risse, rapine e furti. Sono state 250 le persone controllate dalla polizia nella zona della stazione e di via Tommaseo nelle scorse ore. In campo volanti, poliziotti di quartiere, reparto prevenzione crimine e unità cinofile. Molte le segnalazioni di spaccio di droga arrivate dai residenti e dai commercianti. La maggior parte delle persone controllate sono stranieri di provenienza Africa subsahariana, la maggior parte dei quali già noti alle forze dell'ordine per spaccio, rapine, furti, danneggiamenti, ma anche resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. In particolare la maggior parte delle persone identificate è risultata regolarmente presente sul territorio dello Stato. Molti infatti sono risultati titolari di permesso di soggiorno per protezione internazionale o altre tipologie di permessi, tra cui lavoro, famiglia e protezione speciale. Per 24 di loro l'Ufficio Immigrazione ha avviato le pratiche per la revoca del permesso di soggiorno in base all'attuale loro pericolosità sociale. 8 i cittadini stranieri irregolari allontanati dallo Stato, 2 dei quali rimpatriati con volo diretto nel loro paese di origine. Si tratta di un 34enne e di un 45enne nigeriani, entrambi con precedenti. 5 stranieri sono stati accompagnati in un centro di rimpatrio. Si tratta di 3 nigeriani, un gambiano già denunciato per immigrazione clandestina e un 21enne tunisino senza fissa dimora. Nell'auto di un 44enne padovano, poi, che stava probabilmente acquistando droga da un nigeriano, gli agenti hanno trovato un grosso macete e un coltello che venivano sequestrati. Adesso andiamo nel Trevigiano perché c'è tutta una serie di notizie che riguardano ragazzi giovanissimi, minorenni, che sono purtroppo sempre più al centro della cronaca, anche la cronaca nera. Allora, in città un branco di 6 ragazzi si è scagliato contro 2 diciottenni, calci e pugni al volto, 7 giorni di prognosi, un 16enne è stato denunciato. Si erano trovati faccia a faccia lungo le mura di San Teonisto. Qualche sguardo di troppo, forse delle offese, ed è scoppiata la rissa. In 6 contro 2, presi e buttati a terra e poi calci e pugni dritti in volto fino a rompere gli occhiali di uno dei 2. Protagonisti della violenta aggressione che si è verificata il 25 aprile scorso a Treviso, 6 minorenni che con una violenza inaudita hanno alzato le mani su 2 ragazze di 18 anni mentre erano ancora in sella alle loro biciclette. Una furia, quella dei 6 del branco, che si è scagliata contro i 2 e che ha reso necessario il loro ricovero in pronto soccorso per medicare le ferite riportate. 7 i giorni di prognosi per ciascuno dei 2 feriti. Indagini della squadra mobile della questura di Treviso che sta cercando di risalire anche ai motivi che hanno scatenato la violenza e che nei giorni scorsi hanno portato ad identificare uno dei 6 minorenni coinvolti. Si tratta di un ragazzo di 16 anni denunciato per lesioni aggravate e danneggiamento. Al momento non si sa se il gruppo di minorenni avesse dei rapporti con i 2 diciottenni. Proseguono pertanto le indagini della squadra mobile per risalire anche agli altri 5 minori autori del pestaggio. E sempre la Polizia di Stato ha denunciato 2 sedicenni per aver prima rubato il motorino di un rider e poi forzato un posto di blocco. Uno dei 2 è stato trovato armato di manganello.
In due a bordo di un motorino rubato e senza patente. Hanno forzato un posto di blocco della polizia locale, poi abbandonato il mezzo e fatto perdere le loro tracce scappando a piedi. Il fatto segnalato alla squadra mobile della Polizia di Stato, che si è immediatamente messa sulle orme dei due, riuscendo in prima istanza a identificare uno dei due ragazzi a bordo del motorino, denunciato per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti a offendere, perché trovato in possesso di un manganello telescopico, in grado quindi di essere nascosto in tasca ed estratto per commettere violenza. Il fatto è avvenuto nella zona di Santa Bona, Treviso, la mattina del 29 aprile. Secondo le prime ricostruzioni, pare che i due ragazzi di 16 anni siano gli autori del furto del motorino rubato a un rider la sera del 28 aprile scorso, mentre era impegnato in un locale di via Roma per terminare una consegna a domicilio. Indagini della polizia proseguite fino all'identificazione nei giorni scorsi del secondo sedicenne. Appurato che fosse lui alla guida dello scooter, il ragazzo è stato denunciato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per guida senza patente. E stavano devastando gli interni dell'ex sanatorio con una mazza da baseball quando sono stati sorpresi dai carabinieri. È successo martedì sera, siamo a Vittorio Veneto, con anche in questo caso 2 minorenni che sono stati denunciati. Vetrate rotte, bestemmie, scritte oscene sui muri, qualche mozzicone di sigaretta, sanitari devastati. È stato un tardo pomeriggio di follia quello vissuto da 2 giovanissimi all'interno dell'ex sanatorio di via Forlanini a Vittorio Veneto, struttura già di per sé degradata e terra di nessuno, di fatto aperta a perditempo e sbandati. È qui che i 2 minorenni armati di mazza da baseball hanno trasformato gli ex padiglioni nel loro personale sfogatoio, sperando evidentemente di farla franca, ma tanta è stata la veemenza che il fracasso si è avvertito anche nei paraggi, inevitabile l'allarme. Io ho sentito botti come colpi, hai capito? I carabinieri arrivati sul posto li hanno sorpresi nell'atto della devastazione, da qui il passaggio in caserma e l'inevitabile denuncia con l'ipotesi di reato che è quella di danneggiamento aggravato. Affidati ai genitori, la parola ora passa alla Procura dei minori di Venezia, sequestrata pure la mazza da baseball. Non si può delegare alla scuola, l'educazione si insegna in casa. Per conto mio. Io ho fatto così. Resta però un tema, ovvero il degrado evidente nel quale versa la villa, un tempo tra le più note del territorio. Non è più tenuta bene come era tanti anni fa quando c'era l'ospedale, insomma. Ed è un peccato perché sono delle strutture che potrebbero essere utilizzate anche per modi diversi, anche lo stesso per gli anziani o per i giovani. Invece in questo momento queste strutture qua vengono utilizzate da queste persone ma per fare cose molto molto diverse, insomma, ed è peccato. E dopo l'appello del presidente di MOM Giacomo Colladon siamo tornati sulla linea del bus Conegliano Pieve di Soligo, dove alcune ragazze ci hanno addirittura raccontato di aver paura a viaggiare da sole. Servono mezzi nuovi, dice invece il sindacato, intanto il branco continua ad agire impunito. I ragazzi molto aggressivi, molte volte mi ritrovo in chiamata con qualche mia amica per avere una sicurezza in più, diciamo. Ho anche molta paura per i ragazzi che mi guardano e non so cosa rispondere, perché comunque tutti ci giriamo di fronte a delle scene del genere. Io sono tranquilla abbastanza perché mi trovo sempre con persone che conosco in corriera, però se fossi da sola e non conoscessi nessuno avrei un po' di preoccupazione. Maria e Alessia, nomi di fantasia, sono 2 giovani studentesse della tratta Conegliano Pieve di Soligo, la più calda della Marca, come evidenziato anche da Giacomo Colladon, presidente di MOM, che ha chiesto più controlli sulle linee 131, 132 e 133. È qui che si aggira il branco dei soliti noti. Arrivano da Sernaglia, Moriago della Battaglia, si ritrovano a Pieve di Soligo, alcuni anche da Corsa Martino, Farra, che conosciamo ormai tutti bene perché sono sempre gli stessi, e si ritrovano a Pieve di Soligo per andare a Conegliano. A Conegliano c'è un grosso ritrovo di gente che arriva da ogni dove al Biscione. Tanti poi si spostano nella zona del Conè, spesso sono alterati, quasi mai pagano il biglietto. Facendosi forza di essere in 15, 20, 30 persone, l'autista non va a chiedere ovviamente quando si vede 30 ragazzi che non pagano il biglietto se hanno il biglietto, perché un po' di paura magari ce l'ha. Giusto chiedere più controlli, dice quindi Minetti,
Night, ma non basta. Questo è un autobus vecchio e purtroppo ci troviamo a dover operare anche questo tipo di autobus. Ovviamente non è che possiamo fare, l'azienda non può fare miracoli, però noi abbiamo chiesto più volte che in certe zone, in certe linee mettessero delle corriere un po' più nuove e che avessero dei dispositivi di sicurezza. Qui manca una porta, che alcuni mezzi magari più nuovi hanno la porta di vetro. Porta di vetro, ma anche panic button per avvisare le forze di polizia. Intanto la giovane Maria torna su un episodio che aveva indignato, lei ne è stata testimone diretta. Ho visto dei cori che incitavano allo stupro contro una conducente donna, posti da dei ragazzi, quindi un plausibile attacco aggressivo comunque e una cosa scandalosa per il 2024, possiamo dire. Ma c'è anche chi ammonisce a non parlare più di baby gang, perché questo termine risulterebbe attrattivo in qualche modo per molti giovani. È il presidente della cooperativa Comunica di Treviso, Matteo Marconi, a suggerire questa visione delle cose. Chiede meno burocrazia per chi si occupa di giovani sul territorio. Il termine baby gang è un termine che suona bello. Io faccio parte di una baby gang, mi sembra bello. Se io fossi un ragazzino di terza media, che è l'età in cui io insegno, penserei baby gang è una cosa, ha un suono piacevole, è una cosa che mi ispira. Io cambierei proprio, direi, gruppi di ragazzi che si comportano male, insomma, perché questa è la realtà dei fatti, che non hanno rispetto. Gruppi disagiati, gruppi... mi verrebbe qualche parolaccia, di la verità, quindi meglio che non lo dica. Potrebbe sembrare una questione lessicale, ma non lo è affatto. Parte da questa proposta Matteo Marconi, docente e presidente della cooperativa Comunica, tra le più attive nella Marca e in Veneto. Un fenomeno, quello delle baby gang e del disagio, che andrebbe affrontato con nuovi strumenti per chi lavora proprio con i giovani, anche al di fuori delle scuole, come associazioni, onlus, parrocchie e Proloco. Non è una questione soltanto di economica, chiaro, se ci fossero più risorse economiche si andrebbe meglio, ma molte volte alcune attività vengono un po' ostacolate da alcune richieste burocratiche che hanno una loro ragione, quindi i comuni sono obbligati a chiederlo perché è previsto dalla legge, però bisognerebbe lavorare per semplificare. Dalle norme sulla privacy a quelle per l'igiene e la sicurezza, tutte giuste ma spesso con procedure asfissianti che bloccano le realtà di dimensioni più ridotte. Molte associazioni molto piccole in questo momento, ad esempio, si rivolgono a noi per essere aiutate perché non riescono più a gestire la parte finanziaria, perché tutti gli obblighi di legge sono diventati pesantissimi anche per un'associazione che fa poche decine di migliaia di euro, anche meno, di entrate. Anche la nostra cooperativa alla fine ha gli stessi obblighi che la Fiat, per loro non costano niente, per noi sono enormi. La richiesta quindi è di liberare dai lacci burocratici chi si occupa di giovani sul territorio. Tutto questo discorso sta bloccando le attività anziché permettere di svilupparle. Un intero pacchetto, lo avete sentito, di cronaca riguardante purtroppo i reati che commettono giovani e giovanissimi in questi ultimi tempi in quantità davvero insolita e preoccupante. Allora, andiamo invece su un'altra vicenda, il 76enne di Ponte di Piave che è stato azzannato dal pitbull di un conoscente che è andato a trovare in Golena. Siamo in via Zattere. Il proprietario dell'animale rischia una denuncia per omessa custodia del cane. Aggredito e ferito gravemente dal pitbull dell'amico che era andato a trovare in Golena, a Ponte di Piave, rimane ricoverato in ospedale a Oderzo. Il 76enne è morso dal cane in via Zattere. Il pitbull ha improvvisamente azzannato alle gambe, lasciandolo a terra in gravi condizioni, tanto che sul posto sono stati inviati sia l'elicottero del SUEM 118 che l'ambulanza. L'animale è scappato solo in serata, è stato recuperato e rinchiuso nel canile di Ponzano. La lista di aggressioni da parte di cani di grossa taglia dunque si allunga. Ci sono aggressività di tipo territoriale, cani con un forte istinto alla guardia tendono a difendere il territorio, aggressività da possessività, quindi animali che, soprattutto nella selezione di cani da difesa, vedono messa a rischio l'incolumità delle persone delle quali loro si fanno carico. E poi le aggressività di tipo predatorio, dice l'esperto, o ancora indotte dall'addestramento a cui è stato sottoposto l'animale. Nella scelta del proprio animale da compagnia non bisogna riferirsi solo al lato estetico,
ma va conosciuta anche l'indole dell'animale, il motivo per cui quella razza esiste, per la quale è stata selezionata dalla notte dei tempi. Sopra i 30 kg di peso, un cane avrà quasi sempre la meglio se giovane e forte rispetto a un uomo. Consapevolezza delle caratteristiche del cane, capacità di educarlo e gestirlo non sono fattori trascurabili e allo stesso modo si deve sapere come intervenire in caso di attacco. La tecnica che viene più utilizzata, soprattutto per cani di grossa taglia, è quella di fargli perdere stabilità sul treno posteriore, vuol dire sulle gambe dietro. Solitamente il cane, quando si sente squilibrato, molla la presa. Altre cose che si possono fare sono getti di acqua fredda direttamente sul viso dell'animale, sul naso, per permettere di staccare la presa. Evitare di andare con le proprie mani nelle fauci. Il pitbull di Ponte di Piave rimarrà per ora al canile. Del caso si sono occupati carabinieri e polizia locale. Il proprietario rischia una denuncia per omessa custodia. Questi dunque i consigli dell'esperto, ci si trovasse malauguratamente in una situazione del genere. Allora ci chiede nuovamente la linea in diretta Cristian Arboit, che si è spostato credo ad Ormelle. Cristian, a te. Sì, Elina, buongiorno di nuovo con Nicoletta Rizzetto da Villorba. Ci siamo spostati a Roncadelle di Ormelle. Siamo in via Bidoggia all'altezza del Civico 22, dove ieri sera un'auto condotta da un giovane è finita contro questo muretto e poi appunto si è capovolta. Ma ci racconta tutto e lo ringrazio davvero il signor Antonio, che è proprietario di questa casa, abita qui, insomma, e ieri sera è stato lei a lanciare l'allarme. Sì, abbiamo sentito questo grosso tonfo, come un grosso albero che cade. Siamo usciti e abbiamo visto l'auto rovesciata, quindi ho allettato subito, ho chiamato il 118 che poi si è prodigato a chiamare pompieri, carabinieri e quant'altro. E niente, abbiamo aspettato. Il conducente era all'interno, non potevamo toccarlo perché l'auto era in condizioni abbastanza distrutta praticamente. Quindi l'auto proprio capovolta. Capovolta sottosopra, praticamente è uscito di strada e ha preso in pieno la spalletta di cemento dove ci sono gli scarichi e si è rovesciata portando via la recinzione e si è rovesciata in strada. E gli airbag, signor Antonio, si sono azionati? Cosa? Mi sembra di sì. Mi sembra di sì, perché avevo un po' di confusione in auto, mi sembra di sì, però di quello mi coglie un attimo in fallo, non l'ho osservato. Sono stati minuti concitati anche per esattamente, sì. Ha tentato di parlare, di dire qualcosa a questo giovane? No, degli altri soccorritori che sono arrivati subito hanno tentato di parlargli, però non rispondeva. Poi sono arrivati quelli del pronto soccorso, dell'autoambulanza, hanno provato a parlargli. Si sentiva che respirava ma con molta fatica. Quindi lei ha lanciato i soccorsi, poi immagino che si siano fermate anche altre auto? Sì, poi si è creato il solito campanello di persone, però nessuno ha toccato nulla perché chiaramente in questi casi è meglio non mettere mano, anche perché, ripeto, non era messo in condizioni di essere mosso da personale che non fosse del mestiere. Il ragazzo, tra l'altro, lo ricordiamo, lì è stato portato al Cafoncello con ferite molto gravi. Nelle prossime ore chiaramente daremo degli aggiornamenti anche sulle sue condizioni di salute. Signor Antonio, resta il fatto che su questa strada, lo stiamo vedendo anche con Nicoletta Rizzetto, si corre parecchio. Siete testimoni del momento che questa strada, essendoci 2 chilometri rettilineo, corrono molto e come potete notare quasi tutte le case sono affacciate, quelle più vecchie sono affacciate sulla strada, sono attaccate praticamente. Questa è una pista. Soluzioni, è una strada provinciale, quindi i rallentatori ne avevamo parlato, adesso che mi viene in mente, molti anni fa, però non è fattibile su una strada del genere. Non se ne è fatto più nulla. Non se ne è fatto assolutamente nulla. 2 chilometri rettilineo invitano a correre. Ed è trafficata perché siete testimoni, qui passano trattori, camion, è la strada che conduce a Roncadelle a Faè, quindi a Oderzo poi. Quindi insomma diciamo che lei ha vissuto ieri sera momenti tesi, concitati e spera anche lei nelle condizioni di questo ragazzo. Beh, chiaramente la prima speranza è che si rimetta presto e tutti i danni si riparano, è un problema, sono le vite umane che non si recuperano.
Grazie davvero signor Antonio, davvero gentile. Ecco, parlavamo di velocità, insomma qui i limiti, come spesso accade sulle strade della Marca e non solo, ve lo raccontiamo tutti i giorni, sembrano davvero un optional. Lina, a te la linea, sempre con Nicoletta Rizzetto, questa volta da Ormelle. Grazie a Cristian Arvoit. Sì, davvero, non solo sulle strade principali, lo avete visto, anche nelle stradine secondarie purtroppo non si perde questa brutta abitudine di andare troppo forte. Allora, di nuovo a Venezia, perché Filippo Fois ci richiede la linea insieme a Sandro Ponchio. Questo sfratto sta purtroppo vivendo momenti di tensione. Filippo. Sì, sono momenti veramente di grossa tensione. Poco fa è arrivato l'ufficiale giudiziario, è arrivato l'avvocato che rappresenta la società immobiliare che ha acquistato questo grosso palazzo di 2000 metri quadri. In questo momento sono saliti su con le forze dell'ordine, ci sono stati dei momenti veramente molto concitati e credo che in questo momento stiamo aspettando l'arrivo del fabbro. La signora si trova dentro l'appartamento e si sta trattando soprattutto su dove possa alloggiare questa signora, a partire forse da qualche ora. Noi lo ricordiamo anche perché siamo qui, Lina, e in realtà purtroppo diciamo che sfratti ne avvengono tutti i giorni e purtroppo non fanno notizie. In questo caso però si tratta di una vicenda molto particolare, soprattutto per una città come Venezia. Venezia sapete che ha un grosso problema di spopolamento, è ridotta ai minimi storici di abitanti, sono meno di 49.000. Di contro c'è uno sviluppo turistico che ha portato la città, il comune, ad avere 80.000 posti letto turistici. Il palazzo di fianco al quale ci troviamo è stato costruito all'inizio del Novecento dal Comune per alloggi di edilizia pubblica. Nel 1970 è stato ceduto poi dal Comune all'Università Ca' Foscari di Venezia. L'Università Ca' Foscari di Venezia nel 2019 l'ha ceduto a dei privati. Il privato che in questo momento l'ha acquistato, che è un'immobiliare romana, ha già avviato dei lavori per cui dei 19 appartamenti che c'erano ne sono stati ricavati più di una trentina, sostanzialmente quello che si pensa che diventeranno anche queste affittanze turistiche. Per questo motivo in questo momento alle mie spalle c'è anche il presidente della municipalità di Venezia Marco Borghi, c'è il consigliere comunale Marco Gasparinetti, ci sono rappresentanti delle associazioni per la residenzialità a Venezia. C'è da dire una cosa. La signora ha una sentenza di sfratto che già di 2 anni e mezzo fa ci ha detto l'avvocato che non vuole neanche essere ripreso e non vuole parlare al microfono, per cui la legge effettivamente dice questo, la signora deve lasciare l'appartamento. Le circostanze invece di questa città impongono, ed è per questo che c'è tutto questo movimento alle mie spalle, una riflessione più seria su quello che è la Venezia del 2024. Insomma, questo era nei primi del Novecento. Qui si costruivano alloggi per i residenti, nel 2024 appartamenti per turisti. Lina. Questa è davvero la drammatica realtà. Grazie Filippo, grazie a Sandro Ponchio che è con te. Allora noi adesso andiamo in pubblicità, parleremo tra poco anche di spettacolo. Torniamo in diretta con l'ultima parte di Focus TG, ben ritrovati. Allora saluto e ringrazio gli ospiti che mi hanno raggiunto in studio, attori e produttori entrambi con molti appuntamenti anche a brevissimo, Igor Barbazza e Davide Stefanato. Buongiorno a entrambi e ben trovati. Buongiorno e grazie per l'ospitalità. Allora, Igor e Davide, tra l'altro, che fanno una cosa molto bella, nel senso raccontano il territorio, la storia di questo territorio, variando poi magari gli spettacoli anche su altre tematiche, perché quello di martedì è un giallo che più giallo non si può, al Teatro Sant'Anna di Treviso, adesso ce lo racconteranno, però con una bella esperienza naturalmente alle spalle, televisiva, teatrale, non solo, hanno messo in piedi una loro realtà di produzione che ha sede proprio qui a Treviso, nel Trevigiano, e allora siamo curiosi di sapere come sta andando, cosa state facendo, quali sono i progetti che avete in questo momento e poi parleremo dello spettacolo di martedì. Tu racconta chi siamo, io racconto lo spettacolo, ci vediamo come... Molto bene, bravi, vi siete già messi d'accordo. Per quello. Beh, Restera Produzioni è una realtà oramai, mi permetto, consolidata, è nata in pieno Covid, quindi scherzando ma non troppo si dice sempre che il Covid qualcosa di buono ha anche fatto, nel senso che io e Davide ci siamo rivisti dopo un lungo girovagare.
ci ha riportati alla base e lì abbiamo deciso di iniziare una collaborazione che era un primo spettacolo teatrale che sta andando talmente bene che comunque ad oggi, nonostante siano passati quasi 4 anni, siamo ancora in tournée, si chiama Era tutta campagna. Poi da lì un susseguirsi di altri spettacoli scritti, quindi come hai detto giustamente te, siamo dei narratori nostalgici, siamo dei raccontastorie, siamo convinti che il Veneto debba essere raccontato non solo nel presente o in chiave futura, ma anche in chiave passata, insomma tutto quello che c'è stato prima, perché come si dice sempre, se oggi siamo le persone che siamo e viviamo in un territorio che è questo, vuol dire che qualcuno prima di noi ha reso possibile quello che stiamo vivendo. Quindi noi sentiamo questa esigenza forte. All'interno di Restera Produzioni non solo si parla di teatro, abbiamo anche un'accademia di recitazione che va dai bimbi delle elementari fino agli adulti la sera. Facciamo formazioni aziendali, portiamo il teatro, portiamo il cinema dentro le aziende, quindi facciamo recitare i dipendenti delle aziende. E insomma, tante cose, tanta carne al fuoco. L'elemento che credo ci sta contraddistinguendo da un po' di tempo è che lavoriamo per una passione e questo ci rende felici, siamo contenti di quello che facciamo quotidianamente. Questa credo che sia una grande risorsa e una grande fortuna. Poi c'è un appuntamento immediato. Sì, settimana prossima, 11 di giugno alle ore 21, con questo spettacolo che si chiama, titolo meraviglioso, Il giallo più giallo del giallo. Di cui dovremmo avere una locandina, adesso la vediamo. Ecco che dovrebbe uscire tra poco. Eccola là, è molto gialla. Il giallo più giallo del giallo della compagnia Tutti più uno. Tutti più uno è questa compagnia o gruppo, come vogliamo chiamarlo, di ragazzi che per noi sono ragazzi, anche se ci sono ragazzi giovani, persone un po' più âgé, ma diventa un gruppo di ragazzi che vivono questa avventura assieme. È un percorso teatrale che porta appunto al momento finale. Non vogliamo chiamarlo saggio perché non è un saggio, è un vero e proprio spettacolo ed è un giallo, come forse si intuisce dal titolo. Soprattutto dall'arma del delitto, devo dire, una banana insanguinata che ci incuriosisce un pochino. Lo so, perché è una sorta di spettacolo a scatole cinesi, uno dentro l'altro. Ci sono molte sorprese estremamente spiazzanti, chiaramente la vis è molto comica, gli attori, seppur amatoriali, indubbiamente è gente che ci ha messo tutto il cuore, tutto l'impegno e hanno indubbiamente ottenuto un risultato ottimo. Poi lo vedremo sul palco, però finora noi siamo estremamente contenti, quindi vi invitiamo a venirlo a vedere perché sarà una bella serata, leggera, divertente, per uscire insomma con l'animo e il cuore un po' più leggero. Scusa, dico una cosa per le persone a casa, guardavo nel monitor, siamo vestiti uguali ma non è la divisa di Restera, sì, è una casualità, che sembriamo proprio... Non vi siete messi d'accordo? No, non siamo messi d'accordo. C'era un dubbio. Ci frequentiamo talmente tanto che forse ci leggiamo nel pensiero. Mi sono accorto anch'io che no. Vabbè, ma vi confondete anche un po' con lo sfondo, va benissimo, va benissimo. Che bel momento. Allora, ripartiamo da quello che fate, perché tu Igor hai detto cose non scontate affatto. Innanzitutto, chi ve l'ha fatto fare, vista la carriera avviata, di tornare alle origini? Perché questa cosa qui non succede mica tanto spesso, no? Cioè il fatto di dire, anche forte del bagaglio che ho, racconto il mio territorio e dimostro anche, tra virgolette, una certa, non un attaccamento, ma anche una gratitudine, no? Rispetto al territorio da dove si proviene. Sì, è giusto, è un rischio calcolato. Perché sì, poteva essere più facile magari continuare sulla strada già. È più facile stare a Roma, non a Milano, perché poi a volte le persone mi chiedono consigli, eccetera. Milano è più moda ed è pubblicità. Roma è cinema, Roma è cinema e fiction, e tutte le fiction che ho fatto io sono comunque partite da Roma. Certo. Quindi stare a Roma sicuramente per me è più semplice, però sono talmente innamorato del mio territorio, a tal punto che la mia compagna che fa il mio mestiere è toscana, abbiamo deciso di vivere in Veneto, a Treviso. Nostra figlia è nata qui e quindi qui abbiamo piantato le nostre radici. Poi è vero, facciamo un mestiere talmente particolare che chissà cosa succederà in futuro, però ripeto, sono talmente innamorato del mio territorio che a un certo punto ho avvertito l'esigenza che qui dovevo continuare a portare cultura, a portare arte, sotto forma di quello che io so fare meglio, quindi recitare. E quindi mi sono messo a servizio di tutte quelle persone che hanno voglia di cimentarsi in questa opportunità, chiamiamola così. Io, quando ero ragazzino, andavo in giro a chiedere informazioni, ma mi rendevo conto che non era questo il territorio che mi poteva offrire determinate cose. Siamo mostruosamente bravi a fare tantissime altre cose, ma da questo punto di vista purtroppo Roma è ancora
ancora la città che comanda, è la capitale anche da questo punto di vista. E quindi nel nostro piccolo, per fortuna poi ritrovando Davide che non vedevo da tanti anni, abbiamo sposato, abbiamo questa unione di intenti che è quella di continuare a portare arte all'interno del nostro territorio. E devo dire che i numeri ci stanno dando ragione, perché la nostra accademia è partita con poche anime iscritte, oggi siamo forse più di 100, sì, lavoriamo con le scuole, ripeto, lavoriamo con le aziende, però come dicevo ieri sera, dove abbiamo presenziato ad un evento molto importante, molto bello, noi dobbiamo ringraziare chi oggi decide di collaborare con noi, perché noi portiamo la nostra arte all'interno dei vari contesti, ecco. E per noi questa è la cosa più bella che ci possa capitare. Allora, scuole magari è una cosa vagamente già vista, però azienda è curioso, no? Cosa porta il teatro al gruppo? Il teatro al gruppo all'interno di un'azienda porta moltissimo. Nel senso che quando si parla di team building molto spesso si parla di un'esperienza aggregante, cioè fare qualcosa fuori dall'ambito lavorativo e farla tutti insieme, quindi molto spesso un elemento di divertimento. Noi portiamo in primis il divertimento, poi una serie di skills, come va di moda dire adesso, una serie di altri elementi, altri strumenti che si possono adoperare ed essere utili all'interno dell'ambito lavorativo. Quindi cosa vuol dire il problem solving, poi il public speaking, la capacità di parlare, la capacità di vincere l'emozione, superare certi blocchi, riuscire a lavorare in equipe, capire chi può avere doti di leadership. Il teatro ha questa enorme, gigantesca capacità, che è quella di tirare fuori delle caratteristiche che molto spesso nemmeno noi sappiamo di avere. Quindi attraverso un percorso all'interno delle aziende, ma anche quando facciamo i corsi, scopriamo un aspetto delle persone che era sconosciuto fino a pochi mesi prima, ma non sconosciuto a noi, sconosciuto a se stesse. Quindi da un punto di vista aziendale questa cosa è estremamente utile sicuramente. C'è qualche caso che magari ti ha incuriosito, ti ha colpito in particolare, che ci puoi citare in questo senso? Qualche circostanza un pochino più così, in cui ha funzionato particolarmente o vi ha sorpreso? Certo, vai, fai. Circa 3 anni fa arrivano i nuovi corsisti. Tra questi c'è un ragazzotto napoletano. Non parlava poco. Mi chiamo Tizio, sono di Napoli, però vivo qui da tanto tempo e basta, non so che altro dire. Allora, la battuta è stata: ma l'unico napoletano timido ce l'abbiamo noi. Ecco, io vorrei farti vedere il percorso di crescita che ha fatto questa persona, che non è un ragazzino, è un ragazzotto, quindi già filtrato, come si dice, no? E alla fine ha portato in scena Raimondo Vianello. La moglie ancora oggi, quando ci trova per strada, visto che poi ha proseguito il corso di recitazione, sono 3 anni che lui è con noi, la moglie ogni tanto mi fa: ma cosa avete fatto a mio marito? Lei è trevigiana, cosa avete fatto a mio marito? Che è uno timido, è uno che alla fine... E invece vederlo lì in teatro, esprimersi in quel modo è stato un trionfo. E questa cosa te la posso anche raccontare per quanto riguarda invece i bambini, no? Che i bambini, contrariamente agli adulti, non hanno filtri, quindi il percorso personale che noi facciamo con loro è eccezionale, cioè li vedi proprio la crescita esponenziale. Sottolineo, poi Davide ti lascio la parola, sottolineo che, devo essere sincero, a noi non interessa sfornare attori, a noi interessano i percorsi personali, e questo che piace anche alle aziende, no? E poi dobbiamo anche sottolineare che con noi all'interno di Restera ci sono Laura Feltrin e Linda Collini, che sono attrici, professionisti, docenti, quindi è un team fatto di persone professioniste, e questo lo dico perché molte volte i genitori prendono informazioni, chiedono, noi diciamo sempre: indipendentemente da noi cercate di rivolgervi a professionisti, non a persone che si improvvisano, perché ce ne sono. Siete anche un po' psicologi, insomma. Ma guarda, no, sarebbe presuntuoso dirlo, ma ovviamente hai a che fare con un fattore umano molto forte, quindi definirci psicologi è eccessivo, bisogna avere una certa sensibilità. Noi non diamo mai dei consigli quando non siamo assolutamente certi, e il consiglio che diamo fondamentalmente è uno solo: siamo qui per ascoltarvi. Quindi ovviamente ci possono essere delle piccole problematiche, un momento sì, un momento no, soprattutto con i bambini. Con i bambini è fondamentale l'ascolto, è fondamentale capire quali possono essere le loro difficoltà, e considera che adesso noi, oltre al teatro, da qualche anno stiamo unendo il linguaggio cinematografico, quindi portiamo il cinema all'interno delle aziende, portiamo il cinema anche all'interno di quelli che sono i gruppi, come il gruppo di bambini. Adesso partirà a brevissimo un campus, quelli che una volta venivano chiamati centri estivi, adesso è un campus. Anche adesso li chiamano un po' centri estivi. Sì. A proposito
proposito da oggi, tra l'altro, no? Esatto, partono oggi in bomba finisce proprio la i scuola. centri estivi. E abbiamo questo campus molto bello, 2 settimane dedicate ai bambini, ai ragazzi, periodo adolescenziale, e interamente dedicato al cinema. 2 settimane dedicate al cinema. Alla fine di queste 2 settimane ci sarà la realizzazione di un cortometraggio, un vero e proprio film con una troupe di professionisti, e questo film, posso dirlo, credo, verrà proiettato all'inizio di settembre in Loggia dei Cavalieri in centro a Treviso. Bellissimo. Quindi un bellissimo progetto. Patrocinato dal Comune di Treviso, che ringraziamo. L'assessore Sernagiotto ha appoggiato in pieno l'iniziativa. Assessore poi all'istruzione. ci ha fatto da spartiacque, nel senso presentandoci poi altre persone per poter concludere e realizzare questo progetto. Quindi siamo veramente molto contenti perché, ripeto, insisto, stiamo cercando anche di portare i giovani dalla nostra parte, perché abbiamo talenti, ne abbiamo talenti. Noi ti possiamo raccontare di ragazzini che li metti sul palcoscenico e dici già, caspita, hanno veramente una capacità, una gestualità, quindi abbiamo veramente, uso la parola talenti perché è la verità, abbiamo veramente delle risorse importanti e spesse volte queste risorse se ne devono andare da qui, quindi noi stiamo cercando di mettere in piedi qualcosa che invece faccia sì che possano restare qui per iniziare, per avere le basi e per poi magari capire se è davvero la strada da perseguire. Quello che io purtroppo non ho avuto la possibilità di fare, sono sincero. Ecco, per cui dici, vedo quelle che sono le carenze, le mancanze, cerchiamo di coprirle. In questi ragazzi vedo me stesso quando avevo la loro età. Facevo sport, andavo a scuola, eccetera, ma il desiderio di recitare, di potermi esprimere sotto questa forma, ai tempi era un po' più difficile. Parliamo 30 anni fa, 35, forse 40 anni fa. Faccio 48 anni a luglio, inizi giovanissimo a capire qual è un pochino la tua predisposizione. Poi col tempo, pian piano, è arrivato tutto, quindi ci sentiamo di poter dare veramente la possibilità a queste persone di potersi esprimere. È meraviglioso con i ragazzi, ma è molto bello anche con gli adulti, soprattutto quando ti dicono ho sempre sognato di fare questo, non l'ho fatto, perché prima mamma, poi ho lavorato, adesso sono nonna, eccetera. E qualcuno dice anche ho capito che quando andrò in pensione io voglio fare questo. Che bello. Sì, a mo' di battuta, ma c'è sempre un fondo di verità. Sì, perché poi questa nostra terra, no? È anche una terra molto concreta in cui si mettono davanti magari altre priorità, tra virgolette, rispetto alla soddisfazione personale. Ma se mi permetto di dirti una cosa, tu prima hai detto giustamente Roma è tutto più facile. Sì, perché se io vado da un imprenditore a Roma sanno già di cosa sto parlando. Qui è tutto più difficile, però noi diciamo sempre siamo i primi. E quindi abbiamo la possibilità di toglierci delle grandi soddisfazioni. E devo dire che stiamo incontrando persone che ci stanno in qualche modo dando fiducia e stiamo costruendo dei progetti molto interessanti. E qualcosa speriamo anche di intravederlo a livello televisivo, sia mai che insomma si riesca a concludere, ma siamo molto fiduciosi. Certo, ma poi da cosa nasce cosa, no? Io sono sempre stata convinta di questo, bisogna un po' buttarsi, bisogna avere un po' di coraggio. La filosofia del fare è primaria per noi, perché le chiacchiere stanno a zero e poi abbiamo anche l'indole, adesso divento un po', c'è un po' di patriottismo in questo, i veneti hanno questa indole del fare, cioè noi abbiamo un detto, un passaggio al nostro spettacolo che dice che la regola aurea era sveglia all'alba, causa campi fino al calare del sole, testa bassa, pochi lussi e 0 ciacque. E tutti quando sentono questa frase ridono perché si riconoscono in questa frase. È vero, noi veneti abbiamo questa direzione, però purtroppo quest'ambito, ambito spettacolo, cultura, è stato un po' deficitario per una serie di motivi e invece sarebbe bello che questa regola aurea fosse attribuibile anche a questo ambito. Noi cerchiamo di fare questo e sicuramente ci sono altre realtà che lo fanno. Speriamo di implementarle sempre di più. E poi basta dire che i giovani sono svuoti, è una cavolata, perché noi quando andiamo nelle scuole, o comunque, ripeto, lo vediamo anche in accademia, se ti poni in un certo modo tiri fuori delle cose molto interessanti, quindi cerchiamo di stimolarli al punto giusto, e questo secondo me avviene poco, ma forse avviene poco anche all'interno delle famiglie, bisognerebbe cambiare un attimino registro, perché noi possiamo garantire che i ragazzi invece sono pieni di risorse, ma bisogna saperle portare a casa. Sì, bisogna lavorarci un pochino, sì, certo. No? Ma poi tra l'altro appunto mi interessa questo impiego, tra virgolette, del teatro anche in un periodo di grandi conflittualità, è vero o no? C'è un'aggressività che monta, noi lo vediamo anche nei nostri telegiornali, eccetera. Serve a stemperare anche questo? Assolutamente, è un modo per sublimare quelle che sono determinate direzioni che in questo momento stiamo prendendo, soprattutto per i ragazzi.
L'aggressività, la distanza, l'isolamento, il Covid è stata una botta incredibile per tutti, ma soprattutto per loro. E di conseguenza c'è la necessità di riaggregarsi, riunirsi, trovare l'alterità, trovare l'altro, trovare i limiti con l'altro. E di conseguenza il teatro serve a questo. Diventa un gioco che parla della vita. Quindi la vita è entrata a far parte di un meccanismo tale che puoi capire certe dinamiche, però di base c'è il cappello del divertimento, del gioco e della finzione, senza che tu debba sfogare la tua aggressività da qualche altra parte, purtroppo con le situazioni che, come tu hai ben detto, sono piuttosto gravi in questo momento. Esatto, e ricorrenti. Allora, mi dicono giustamente dalla regia che dobbiamo andare velocemente in pubblicità e torniamo per un saluto e per ricordare lo spettacolo di martedì. Assolutamente. Rientriamo in diretta a tempo ormai terminato, ma per un saluto velocissimo ai nostri Igor Barbazza e Davide Stefanato, che sono attori e produttori, per ricordare lo spettacolo di martedì sera. Eccolo qua, il giallo più giallo del giallo, Teatro Sant'Anna di Treviso. È sufficiente, ragazzi, presentarsi lì quella sera? Alle ore 19 apre la biglietteria, quindi arrivate, i posti ci sono. Benissimo, e perché venire a vederlo, Igor? Beh, è uno spettacolo meraviglioso, esilarante, fatto da attori non professionisti, ma con tutta la professionalità del caso, quindi sono veramente più bravi dei bravi. Esatto, passatevi una bella serata leggera e divertente. Benissimo, allora con questo invito noi concludiamo. Grazie ad Antonio Esposito e Italo Morao in regia. Appuntamento come sempre ai telegiornali di questa sera. Un buon pomeriggio, arrivederci.